Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Ci troviamo ci troviamo sulle colline di Ponte dell'Olio, siamo in località Mistadello di Castione e siamo proprio vicini al ristorante Locanda Cacciatori. Da qui parte il nostro sentiero. Oggi facciamo le anime abbandonate. Lungo poi il percorso vi snocciolerò la storia di questo sentiero. Nel frattempo ci siamo incamminati lungo le anime abbandonate. Approfitto di questo trekking oggi anche per darvi la mia prima impressione e per provare le nuove scarpe che ho comprato, che mi accompagneranno lungo la Via del Sale e non solo, ma anche nei successivi trekking. Bene, questo è tutto, buona visione! Siamo arrivati alla chiesetta di Montesanto e adesso noi scendiamo da questa parte sulla sinistra.
pensa che mettono i filmati su YouTube per sentire le rane che ti... Ah sì, vedi qua, guarda qua. Profonda via. Come stile per me, però cioè, come gusto personale però è molto bella. Bellissimo. Dell'olio e del pane. Mamma mia, salita.
Allora ragazzi, ringraziamo le due querce che ci hanno dato ospitalità sotto alle loro fronde e ci rimettiamo in cammino. Andiamo un attimo a vedere la chiesetta. Secondo, è lì. No, no. Abbandonata lì, che peccato. Guarda che bella che è. Molto. Tu poi in mezzo al prato così. Immaginati i bambini che giocavano qua. Cavolo.
Eccolo, eccolo. Oh, Madonna! È la sorpresa finale questa. Questa è una marina. Ragazzi, non so se vedete davanti, guardate cos'ha, che salita. E ovviamente quando cominciano queste salite, quando sei quasi alla fine del percorso, ma ce la faremo.
Allora ragazzi, siamo quasi arrivati agli ultimi chilometri di tratto e posso già esprimere un piccolo giudizio. Allora, la strada non è un sentiero, perché comunque si svolge tutto su strada asfaltata, la maggior parte strada asfaltata e qualche tratto su strada sterrata, ma non c'è bosco, quindi la si fa completamente al sole. Sono accaldato, ho finito l'acqua, sto vedendo le fontanelle come miraggio, quindi ecco, forse è un percorso questo che consiglio quando c'è fresco, in primavera, in autunno, ma non in estate, a meno che uno voglia abbronzarsi. Mamma mia. Bene, proseguiamo gli ultimi chilometri. Infatti guardate che ci sono i binari e c'è questo attrezzo, guardate, chissà cosa sarà stato. Caratteristico. No, se non erro qua c'è una specie di trattoria. Dove? Qua? Sì. Ragazzi, siamo arrivati. Wow, anche oggi l'abbiamo portata a casa.